Già dalla giornata del 26 dicembre sono iniziati gli arrivi che sono aumentati in modo graduale nei giorni successivi fino appunto a riempire le nostre piazze e la nostra intera città. Vacanze natalizie da incorniciare per la città di Asiago, in questi giorni letteralmente invasa dai turisti sia in centro che sui campi da sci. Nel nostro impianto sportivo del Caberlaba ci sono ben oltre 40 centimetri di neve che hanno permesso appunto ai nostri turisti, ai nostri cittadini di sciare per tutto il periodo invernale, ma non solo, perché gli impianti del golf sono stati anch'essi battuti perfettamente, quindi anche chi vuole praticare fondo ha potuto farlo. Ecco, e qui in centro, insomma, le casette, i mercatini che hanno riscosso enorme successo. Assolutamente, i mercatini hanno aperto già nel weekend del 9 dicembre e poi in modo continuativo tutti i giorni dal Ponte dell'Immacolata e hanno riscosso grande successo proprio perché sono composti da 30 casette che si dilungano tra la piazza Carli e la piazza Secondo Risorgimento e quest'anno per la prima volta abbiamo 4 nuovi espositori che sono tutti artigiani e lavorano qui sul posto poi gli articoli che vanno a vendere. Un'offerta in più, un'offerta ulteriore ai turisti che ancora una volta hanno scelto Asiago come meta. Sì, un'offerta appunto di svago questa che però si collega alle offerte culturali o di intrattenimento che sono state appunto proposte per tutto il periodo invernale, come la nostra nuova mostra presso il Museo Le Carceri sulla storia della street art mondiale dagli anni 60 fino ad oggi. Abbiamo fatto il punto proprio con albergatori, esercenti, commercianti e anch'essi hanno appunto affermato il grande flusso turistico che si è verificato durante queste vacanze invernali. E ora si attende il 6 gennaio. Ci saranno qui in centro le Befane che daranno i dolcetti ai bambini.